Il tema delle autonomie locali torna prepotentemente al centro del dibattito politico grazie al convegno organizzato ieri sera a San Donà di Piave dalla Camera degli Avvocati Giorgio Pavan e dal Comune. Nell'incontro, moderato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti, si è discusso del futuro di province e città metropolitane tra criticità e possibili riforme. Ad animare il dibattito sono stati il professor Dimitri Girotto dell'Università di Udine con un'analisi giuridica del sistema istituzionale e l'avvocato Antonio Ferrarelli con una lettura economico-sociale dello sviluppo della Venezia orientale, oltre a un'analisi dei rapporti strategici con il vicino Friuli. Era un tema latente che era presente in tutte le discussioni anche tra sindaci e l'abbiamo fatto veramente esplodere, insomma. Quindi parliamo con dati alla mano e suggestioni giuridiche questa volta veramente fondate. C'è un problema di rappresentatività politica. La città metropolitana è un ente di secondo livello, il sindaco metropolitano di fatto non viene votato perché è il sindaco della città capoluogo. Come ci ha spiegato il professor Girotto è anche una questione di dubbia legittimità costituzionale, quindi vorremmo tornare a un sistema elettivo. Poi è il ritorno alla provincia oppure no? È la provincia del Veneto orientale oppure no? Ecco, una soluzione invece immediata potrebbe essere la costituzione della zona omogenea, della zona territoriale omogenea della Venezia orientale, che è prevista dalla legge, è prevista dallo statuto della Regione Veneto e dalla Costituzione della città metropolitana. Quindi basterebbe veramente poco per attivarla e dare a questi 22 comuni, che sono dei giganti economici, ma purtroppo, per usare una frase fatta, spesso dei nani politici, dare una giusta rappresentatività. Lo Statuto della città metropolitana e la stessa legge del Rio prevedono la possibilità, anzi la necessità, di costituire delle cosiddette zone omogenee, cioè degli ambiti territoriali che consentirebbero un riconoscimento maggiore alle comunità locali. Per quanto riguarda lo Statuto della città metropolitana di Venezia si prevede esplicitamente come zona omogenea il territorio del Veneto orientale. Altre soluzioni potrebbero consistere in un ritorno del territorio nella forma di provincia con organi magari anche elettivi, ma questo naturalmente richiederebbe di intervenire direttamente sulla legge del Rio. Quanto conta il Veneto orientale all'interno della città metropolitana e cosa potrebbe fare per contare di più? Conta tantissimo perché al di là dell'espansione territoriale ha un valore di un terzo sia come aziende, sia come residenti, sia come prodotto interno lordo e come dipendenti, ma non è altrettanto rappresentato istituzionalmente, perché all'interno del Consiglio metropolitano ci sono solo 3 rappresentanti contro gli 8 di Venezia e il restante 6 consiglieri. È un Veneto orientale che chiede anche di poter contare di più. E questo dibattito che si è manifestato in questi ultimi 20 giorni, provocato dal sindaco di San Donà, dimostra che c'è tutto il Veneto orientale che si sta lamentando di questa poca considerazione e chiede più attenzione, che significa più risorse, perché tutto è questione di risorse, compresi i comuni di confine che hanno questa attrattività e concorrenza che gli viene dal Friuli. Il ritorno a provincia secondo me non è la soluzione. I fondi che vengono destinati agli enti locali e alla regione da parte dello Stato rimarrebbero uguali, solo che anziché essere divisi fra regioni e comuni verrebbero divisi anche con la provincia, quindi i fondi rimarrebbero uguali. E non solo, ci sarebbero più costi. Quello che secondo me, secondo studio che abbiamo fatto come fondazione, conta è riformare la città metropolitana, dargli più poteri, svincolarla maggiormente da Venezia perché non assorba tutte le risorse e fare in modo che anche con la formazione delle aree omogenee possa così investire nel territorio e far crescere questo territorio importantissimo che, ricordiamo, a livello turistico è tra i primi in Italia.